Formazioni con atteggiamenti tattici speculari, attuando entrambe il 4-4-2 Triestina, con Viotti in porta, a presidio della retroguardia D'Ambrosio, Cottafava, Malagò e Longhi, in mezzo al terreno di gioco Bariti, Gerbo, Lunardini e Longoni, attaccanti Taddei e Godeas. Replica il Vicenza con Russo tra i pali, difesa a 4 composta da Schiavi, Martinelli, Tonucci e Minieri, centrocampisti Rigoni, Morosini, Rossi e Soligo, le punte Abruscato e Tulli, arbitro della contesa Tozzi di Ostia, collaboratori Segna e Meli, quarto uomo De Faveri. Mattinata assolata e calda, un paio d'ore fa però il tempo è completamente cambiato, è iniziato a piovere con grande intensità, da poco ha smesso, ma il cielo è pieno di nubi minacciose, spettatori 3.000 circa, studio. 43 minuti a Trieste, clamoroso il modo in cui 30 secondi fa Taddei della Triestina ha fallito un gol che sembrava ormai fatto e che avrebbe portato in vantaggio i giuliani, i padroni di casa. Il tiro di Godeas che è stato respinto, si sono trovati in due davanti al portiere avversario, ha deciso di continuare Taddei ma non ha tirato subito con la porta spalancata, si è complicato le cose, si è allargato sulla sinistra e poi ha concluso sul palo esterno. Clamoroso davvero il modo in cui la Triestina è riuscita a fallire il vantaggio, aveva rischiato al 39esimo la squadra di casa, azione d'attacco a Bruscato Tulli, quest'ultimo ha tergiversato un po' troppo al limite dell'area, è sembrato perdere l'attimo giusto per indirizzare verso la porta avversaria, è riuscito comunque a concludere, palla deviata e finita di poco alta. Ora mancano esattamente 1 minuto e 20 secondi più eventuale recupero alla fine del primo tempo. Risultato a Trieste, sempre Triestina 0, Vicenza 0, Frosinone. Prefetto dell'unico di recupero concesso dal direttore di gara, il signor... Il vantaggio del Vicenza a Trieste, il gol di Abruscato esattamente al secondo minuto della ripresa. A te la linea. A Rocco la ripresa è iniziata da 4 minuti e 50 secondi e come segnalato nel flash sul Reggio Calabria il Vicenza si è portato in vantaggio al secondo minuto con Abruscato, che è stato lasciato completamente libero nell'area giuliana, ha potuto fare anche una veronica per liberarsi di D'Ambrosio e trafiggere rasoterra sul primo palo Viotti. Per quanto riguarda il primo tempo, il pareggio dell'Albinoneffe e come dicevamo il primo tempo ha regalato pochissime emozioni, l'occasione veramente clamorosa per portare in vantaggio la propria squadra l'aveva avuta Taddei, Triestina, quando da poco era passato il 42esimo e non si capisce ancora come abbia potuto sbagliare dopo essersi trovato solo davanti al portiere russo, invece di appoggiare nella porta sguarnita si è voluto complicare la vita allargandosi sulla sinistra, perdendo cognizione della posizione della porta vicentina e scaricando poi sul palo esterno la palla che si è persa sul fondo. Le squadre si sono ripresentate in campo con gli stessi effettivi con i quali hanno iniziato l'incontro, ma ripeto, anche il risultato dell'Albinoleffe porta ulteriore scoramento sugli spalti di fede giuliana. Siamo arrivati esattamente al quinto minuto, 40 secondi, Triestina 0, Vicenza 1, Frosinone. 12 minuti, sempre 1-0 per il Vicenza, qualcuno piange in tribuna, dovesse finire così al Rocco e dovessero finire così anche le altre partite, per la Triestina sarebbe retrocessione matematica, ci sono però ancora tanti minuti da giocare, ma gli alabardati sembrano distrutti dal punto di vista psicologico. Ammonito Lunardini della Triestina al 7° minuto, ora un'altra azione da parte dei padroni di casa, l'arbitro Tozzi ci mette del suo per rallentare moltissimo il gioco, dovrebbe accordare un calcio di punizione ancora alla Triestina, ma si discute, i giocatori del Vicenza sono in gran parte vicini all'arbitro Tozzi, mentre intanto esce nel Vicenza il numero 19, vale a dire Martinelli, ed entra Gavazzi. 1-0 per il Vicenza a Rocco sulla Triestina Frosinone. Attacca tutto organico la Triestina, eccezion fatta ovviamente per il portiere Viotti, proprio tra i padroni di casa è entrato Antonelli a sostituire il giocatore Taddei che si era fatto male e d'altronde a sostituire, scusate, Antonelli era entrato in sostituzione di Longhi ci pare, poi è uscito invece
Taddei che si è fatto male, ricordiamo la maniera clamorosa in cui ha sbagliato il gol sullo 0-0 ed è stato rilevato da Della Rocca. Cerca di spendere le ultime energie in suo possesso la squadra di casa, cerca di agire in contropiede il Vicenza, però naturalmente con questo risultato, addirittura visti i risultati attuali anche con un pareggio, la Triestina sarebbe matematicamente in Lega Pro. Era D'Ambrosio naturalmente sostituito da Antonelli. Siamo arrivati esattamente al 21esimo, Vicenza 1 a Trieste, Triestina 0 Frosinone. 28esimo Triestina 0 Vicenza 1, al 24esimo nel Vicenza dentro botta, fuori Rossi infortunato, non ce la fa più l'11 di casa a tentare accelerazioni e soprattutto a concludere verso la porta avversaria con pericolosità, per concludere, cosa questa che non ha mai fatto da quando è cominciata la ripresa, se si eccettua pochi secondi fa un tocco di Godeas facilmente parato da Russo del Vicenza, l'estremo difensore. Ancora si perde un'altra opportunità per la Triestina, cominciano a piovere fischi dagli spalti, c'è stata prima una mini contestazione per il presidente, per l'allenatore, ora fischi anche ai giocatori, anche se il pubblico di casa poco fa ha intonato l'inno sociale triestino. Ancora il pallone nella zona mediana del campo, Triestina 0 Vicenza 1 Frosinone. La linea va a Trieste. Il Vicenza ha sfiorato il raddoppio con Tulli al 29esimo, sempre più sconfortata la squadra della Triestina che prova ad attaccare solo il vecchio leone Godeas, si impegna su ogni pallone. Un minuto fa un suo colpo di testa è finito di poco alto sulla traversa. Ora c'è stata un'altra opportunità, insiste la Triestina nell'area di rigore avversaria, ultimo cambio tra i padroni di casa al 32esimo, dentro Dettori, fuori Gerbo, 35 minuti, Triestina 0 Vicenza 1 Frosinone. 48 minuti e 30 secondi, anche qui si giocherà fino al 49esimo, dunque pochi secondi alle speranze della Triestina almeno di pareggiare. Si lamenta Salvioni, protesta di Godeas al 43esimo per un eventuale fallo ai suoi danni nell'area veneta. Godeas ammonito per simulazione da Tozzi, poi ha sbagliato l'incredibile, l'11 alabardato, ancora da buona posizione Della Rocca che ha tirato altissimo, Triestina che in contropiede ha mandato Arma del Vicenza verso la porta, il pallone con Cotafava che ha salvato a pochi centimetri dalla fatidica linea bianca. Altro rigore reclamato per fallo su Godeas e forse questo poteva esserci. È finita ora la partita al Nereo Rocco, Triestina 0 Vicenza 1, il gol di Abbruscato, la Triestina retrocede.